Si alza e rispondere qua Morosini. Si alza, ma però visto che appunto è la persona che. Prego, vada pure. È la persona che conosco e che frequento di più, che è solita prendere in giro me e anche essere preso in giro, voglio essere molto marzullo e per aprire le domande, se ne facciano da solo e si dia una risposta. Cosa ci fa qua lei? Come disse Tremonti, passavo di qua, ho visto un po' di gente e mi sono fermato. Questa è la domanda, la risposta. Per fortuna che ci sono loro che ti salvano. Vabbè, no, con Fabio c'è un rapporto di grande confidenza, per cui lui mi permette, anche se poi in trasmissione ci diamo sempre regolarmente da lei, perché la comunicazione ha bisogno di regole professionali. Qui siamo in un contesto dove io mi sento a però chiedo scusa, però nelle critiche che avete fatto ai media, sì, spero di poter essere esentato, almeno quello, almeno io insomma, poi spero. Credo proprio di sì. Comunque facciamo un applauso. Anzi, ti ringraziamo per essere venuto stasera, tu che sei una persona che è libera, quindi penso ti sei trovato bene finora con noi e sono convinto ne uscirai con una gioia e una libertà maggiore quando sarà finito questo incontro. Che domanda posso farmi? Ne avrei tante da farmi domande. Vabbè, gliela faccio io allora. No, hai paura? No, gliela faccio da parte di Maroni se vuole. Ecco, questa mi stuzzica. Allora, perché no? Ripeto, ero non più nel settimana fa col segretario della Lega Nord che criticava l'idea di azioni regionali perché non c'è la forza per arrivare a qualcosa, mentre pensando appunto al nord, fa la grande idea che fu della Lega, dell'allora Lega, di federare i vari movimenti regionali, la sua idea è quella di tutte regioni a statuto speciale con sul territorio il 75% del gettito fiscale. Okay. Perché non mi piace? Ascolta, aspetta, c'ho il microfono. Perché non mi piace? Noi l'avessi premesso perché non vi piace. No, questa è una domanda che credo che inevitabilmente penso che più di una persona qui dentro nella sua vita possa aver dato almeno una volta il voto alla Lega Nord. Immagino, mi sembra normale pensarlo. Ecco. Allora, di fronte a quella che è la proposta oggi della Lega Nord, capire perché questa proposta non vi piace. Ecco, questo è un tema delicato ma anche coinvolgente al tempo stesso. Allora ti rispondo. Innanzitutto vorrei ribadire quello che hanno detto prima di me gli altri e che spesso sottolineiamo che è importante. Noi non abbiamo dei nemici. Noi non diciamo Roma ladrona o altre cose perché, come spesso sottolineo io, e ne sono convintissimo, chi ha un progetto buono non lo rende migliore parlando male del progetto degli altri. E qua quindi abbiamo anche una venatura di tristezza a pensare che nel nostro Veneto è stato dato il maggior contributo a un partito non meritevole del consenso che ha avuto, e non è la colpa della gente, è colpa dei dirigenti. Questo è il punto, dei dirigenti. Allora, vedete, il problema è che la Lega ha finito il suo turno. La Lega ormai ha finito, noi rispettiamo la Lega, ma ha finito il suo turno, perché a Roma, anche se ci vanno i grillini, non c'è più nulla da fare. Bisogna cambiare campo di gioco. Bisogna uscire dallo stagno e mettersi su un campo pulito. Quello è un campo di bari, di gente che viola quotidianamente la Costituzione. Potrei citarvi delle norme, vi cito quella che vi disturba di più e che continuerò a ripetere finché ho voce. La nostra Costituzione, all'articolo 53, dice che le tasse vanno pagate in base alla capacità contributiva. Questo principio viene violato ogni giorno per ognuno di voi, per ognuno di noi, in ogni atto che compiamo. Quando andiamo a fare il pieno, su 100 euro ne lasciamo 60-65 di tasse. Che capacità contributiva viene misurata col pieno della benzina? Si viola un principio costituzionale e non serve aggiungere altro. Quindi
la Lega che vuole andare a Roma, che è andata a Roma, è stata fagocitata, ha esaurito la sua spinta, è stata purtroppo peggio degli altri perché non è riuscita a cambiare le regole del gioco, a portare pulizia. Non è riuscita perché non c'era modo di contrattare, non si può trattare una piazza dove sei perennemente minoritario, perché il Sud non rinuncerà, non può rinunciare ai privilegi che ha, perché la burocrazia vince sulle strutture ministeriali di governo, ma non serve andare ai governi precedenti. Questo governo ha fatto 240 decreti legislativi, il 10% ha avuto attuazione. E perché gli altri non hanno avuto attuazione? Perché c'è una burocrazia che voi magari conoscete più o meno bene, che riesce a irretire qualsiasi iniziativa di cambiamento, che mette nello scacco e nel sacco anche i ministri più aggressivi. Avete visto la fine che ha fatto il Brunetta veneziano? Zero porto zero, era già basso, quindi lo zero. Cioè, non può essere io quello cattivo, allora, alla faccia. No. Allora, vedete, per cambiare, c'è come nella tastiera del computer, c'è un tasto che è scritto reset, bisogna schiacciare quello che dà l'indipendenza. La Lega, vedi, con queste sue proposte è in difficoltà grave, perché nel suo statuto è scritto Lega Nord per l'indipendenza di. A me non interessa il di perché non esiste, dopo il di c'è una parola di una realtà che non esiste, e tu hai fatto una domanda prima a Gianluca, se tu la chiedi a uno di loro non ne troverai su tutti gli iscritti uno uguale agli altri. Perché? Per esempio ha un eurodeputato anche del Lazio e della Toscana, e allora la famosa P arriva fino anche al Lazio, se è vero che hanno un eurodeputato di quel paese, di quelle latitudini. Allora voglio dire, loro hanno sbagliato nel senso che pensavano di ottenere un risultato politico chiedendo a Roma e andando a Roma. L'indipendenza non si può chiedere, bisogna conquistarla qui, come abbiamo detto prima, in modo democratico, in modo pacifico, in modo legale, perché loro temono queste regole, perché le violano tutti i giorni. Vedete, uno Stato serio non si permette neanche di discutere di fare una legge elettorale negli ultimi 6 mesi della scadenza del Parlamento. Neanche in Africa fanno queste cose qua, ma nessuno si scandalizza, i media non si scandalizzano. Se questa è la concezione della democrazia, io ho paura di rimanere in questa Italia ancora un po'. Se stasera ho sentito un presidente, vado un po' fuori dalla domanda, poi ci ritorno, il presidente che rappresenta tutte le regioni italiane, Errani, che ha detto per risolvere il problema del malaffare che conoscete tutti, bisogna omologare... Il problema è il suo fratello. Bisogna omogeneizzare, ha detto, non omologare, un'espressione forse anche poco indovinata, comunque omogeneizzare tutte le realtà regionali italiane, cioè vuol dire pareggiarle secondo un criterio che darà Roma. Questo è il vertice delle regioni. E poi abbiamo avuto, come l'hai accennato tu, da New York, dall'America, l'attuale presidente del Consiglio tecnico che ha detto sono disponibile per un altro mandato, ma questi hanno rispetto della sovranità dei cittadini. Se vuol correre per fare il presidente del Consiglio alla prossima giornata, si candidi, prenda i voti, venga eletto, dica cosa vuole fare, perché io non sono mica contento di vivere in uno Stato a democrazia limitata o a democrazia azzerata ormai. Quindi la Lega vuole giocare la partita in quel contesto. Noi siamo estranei a quel contesto. Ormai non guardiamo più a Roma, ma guardiamo a Bruxelles. E a Bruxelles, guardando, abbiamo già avuto delle risposte estremamente importanti. Manuel Barroso ha detto che l'autodeterminazione va esercitata ricorrendo alle norme del diritto internazionale, per una ragione semplice, perché nei trattati dell'Unione Europea non c'è nessuna legge, nessun passaggio, nessun paragrafo che parli del diritto all'autodeterminazione. Non esiste nelle carte dell'Unione Europea, non esiste. Però saggiamente ha detto, perché è capace di vedere l'orizzonte più ampio, quello a cui vi accennavo prima, che
se si pone questo problema, e si sta ponendo in modo imperioso, in modo ormai fortissimo, Catalogna, Scozia che ormai sono là, noi siamo insieme, bisogna guardare alle norme di diritto internazionale. Allora questo è il punto. La Lega non è in grado di portare avanti questa battaglia, ha perso la credibilità. La partita, loro a Bruxelles sono visti come degli appestati purtroppo, perché il massimo esponente che hanno è Borghezio. Maroni cerca di darsi un po' di belletto, ma il progetto politico dell'euro è l'esponente di maggior peso e anche di maggior profumo. Il personaggio, voglio dire, è quello che rappresenta. Non può questo personaggio rappresentare il Veneto. Noi dobbiamo guardare a una Bruxelles che si fa paladina di quello che è un nostro sacrosanto diritto. Io ci credo che l'Europa attuale ha bisogno di essere ripensata, e può essere ripensata, può nascere l'Europa, e qua finisco, soltanto se ci saranno piccoli stati, e quindi l'Europa dei popoli, che non sono i popoli inventati come quello padano che non esiste, sono i popoli che hanno la storia, 1100 anni di ordinamento giuridico. Dovrebbero solo vergognarsi quelli che ci dicono che il popolo veneto non esiste. Ma con quale consapevolezza storica? Perché, vedete, non c'è una legge che attribuisca in modo chiaro questo titolo. Perché non c'è una legge? Giustamente Luca prima ha citato la 340 del 71, il famoso statuto che poi anche nell'attuale parla di popolo veneto, non avrebbero potuto fare diversamente. Ma anche se non ci fosse anche se non ci fosse quella legge, è la storia che qualifica, è l'identità ed è il percorso di sovranità che per 1100 anni in questi territori i nostri avi hanno esercitato, ed è il riconoscimento, come dicevo l'altro giorno, che sono stati obbligati a fare il 22 ottobre 1866, allorché la diplomazia di allora impose che fosse chiesto ai veneti se volevano o no aderire al Regno Sabaudo. Perché gli fu imposto di chiedere la diplomazia di allora? Quando bastava un provvedimento amministrativo o se c'era un po' di resistenza, un'azione manu militari. L'hanno chiesto perché c'era riconosciuta allora, e a maggior ragione quindi oggi possiamo rivendicarla, una titolarità di diritto internazionale, una soggettività meglio di diritto internazionale. E la soggettività, come dico io, è come l'identità propria della persona. Io mi chiamo Alessio Morosin, nessuno mi può cambiare il nome, mi può dare un numero se vado in una dittatura o entro in un carcere, ma quando mi tolgo il numero sono ancora io col mio nome e il mio cognome. Quindi la soggettività internazionale, che è stata riconosciuta e interpellata il 22 ottobre 1866, lo cito sempre con piacere, mio bisnonno Giacomo Morosin è andato a votare, spero, sono convinto che abbia votato no, sia uno dei 69 che ha votato no, ha fatto valere questo diritto. Guardate che la soggettività, come l'identità, è un valore. Allora, nella Lega di Maroni, che è un bravo ragazzo che però ormai è consumato il potere italiano, che identità trovano in questa malformata struttura che si chiama Padania, che adesso poi in 4 regioni solo sarebbe da ieri, perché ieri hanno depositato un progetto di legge per l'Euroregione che è diversa dalla fusione che vuol fare il presidente della Lombardia Formigoni, perché c'è anche questa distinzione. Hanno solo presentato in 4 regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. E perché non la Liguria? E perché non la Toscana? E perché non il Trentino Alto Adige? E perché non il Friuli Venezia Giulia? Non chiamano Padania quando vanno là. Perché l'hanno presentato solo in 4 regioni? Capite che non c'è progettualità. Quindi sul piano della critica politica io penso che ormai non abbiano più nulla da dire. Se c'è ancora qualche grullo che vuol seguirli, evidentemente c'è potere dietro, può darsi che ancora qualcosa attirino, ma ormai è un precipizio, è un piano inclinato verso il basso, con tutto il rispetto per le persone, tantissime in buona fede che ancora seguono nelle nostre zone quel partito. Quindi noi non abbiamo timore, li abbiamo anche invitati anche stasera. Voi sapete, sul territorio, e finisco, Fabio, siamo contattati, qua ci sono delle persone che me l'hanno detto stamattina, ieri sera noi stessi abbiamo avuto contatti importanti con delle persone, siamo contattati quotidianamente
da figure anche importanti nel movimento, che vogliono affiancarsi a noi, perché hanno capito, cominciano a parlare anche loro di indipendenza, ma come fanno a parlare di indipendenza del Veneto se devono chiedere a Milano? La mia storia personale, vedete, è lunghissima, io ogni tanto tiro fuori questa, vedete. Il 30 ottobre 1995 io mi trovavo a Montreal, in Canada, ad assistere a che cosa? Al referendum per l'autodeterminazione del Quebec. Capite che la storia non è che si improvvisa, e su questo argomento credo che dopo 17 anni posso ancora spendere qualcosa. 3 anni dopo, finisco con questa battuta che c'entra con la domanda, 3 anni dopo sono riuscito, eravamo una minoranza speranzosa ancora nell'iniziativa della Lega. Eravamo consiglieri regionali, siamo riusciti a far approvare in regione la risoluzione 42 sul diritto all'autodeterminazione del popolo veneto. In 8 eravamo, non in 30 come sono adesso, e siamo riusciti a farla passare. Dopo 2 ore il primo che ci ha tirato addosso, e finisco, ma questa è storia, viva Dio, non possiamo dimenticarla perché serve a capire dove la Lega ha portato, dove un uomo ha portato altri uomini nell'errore. Il primo a tirarci addosso dicendo che eravamo venduti a Galan, a Forza Italia, non so quali cattiverie hanno detto, è stato l'uomo di Cassano Magnago, che non voglio neanche nominare, che loro stessi hanno calciato fuori del partito, scopato fuori anzi, che tra lui e il figlio ha fatto solo danni. Bene, quella roba là è stata il primo nostro nemico. Ecco perché abbiamo praterie immense, la nostra omertà, la nostra coerenza e la storia che ci portiamo dietro.